Allora, andremo a presentare la struttura di Confrestauro, che è l'associazione principe in Italia per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio. Presenteremo la struttura, il consiglio direttivo, il comitato scientifico, gli accordi, i servizi all'interno che gli associati potranno trovare, e Confrestauro quindi nasce soprattutto per tre principali motivi. Uno, per racchiudere l'eccellenza del restauro, la seconda è la formazione e la terza riguarda invece il concetto di fare rete, che è innovativo e secondo me è il futuro. Quindi creare rete tra gli associati dove ci sono all'interno aziende d'eccellenza, aziende di servizio, secondo me è quello che fa la differenza. In questi anni o comunque in quest'ultimo periodo, come è cambiato il mondo del restauro e che cosa significa fare restauro oggi? È cambiato totalmente, perché ora ci sono anche delle nuove tecnologie che si stanno, diciamo, mettendo sul mercato, e quindi però sempre con l'occhio all'antico, al recupero. E poi c'è un concetto anche dal punto di vista come dicevo prima, di fare rete, perché secondo me anche tra le aziende creare dei gruppi di lavoro è il futuro, perché da soli non si riesce a fare proprio tutto. E quindi il concetto proprio di Confrestauro è quello di creare questo. In questo periodo si parla tanto di intelligenza artificiale, potrà essere d'aiuto nel mondo del restauro in futuro? Ma può essere sì, può essere no, può essere sì, dipende da come viene gestita la questione, ma io sono dell'avviso che il restauro è sempre fatto di persone, di uomini e della grande manualità, ed è una delle caratteristiche che contraddistingue l'Italia e il resto del mondo. Quindi la grande artigianalità con la grande manualità italiana, siamo veramente noi principi a livello del restauro mondiale.